Chiese le dimissioni del direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci dai 3 parlamentari Davide Faraone, Ida Carmina e Giovanna Iacono, presenti ieri al sit-in promosso all'ospedale San Giovanni di Dio dall'area progressista per chiedere un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. Il direttore generale era a conoscenza del sit-in, sapeva della presenza dei parlamentari, era in ospedale ma ha preferito andare via per evitare il confronto. L'area progressista e i suoi parlamentari, dice il portavoce Nuccio Dispenza, volevano sapere cosa è stato fatto per adeguare l'ospedale alle esigenze dei pazienti che richiedono la fisioterapia, sapere se è mai stata avanzata una richiesta per ottenere nuovi macchinari al servizio dei medici che combattono il tumore. Al sit-in presente anche alcuni pazienti che hanno portato la loro testimonianza fatta da angosciose attese e liste di attesa, sempre con l'incubo che l'unico apparecchio esistente all'ospedale San Giovanni di Dio possa fermarsi perché è vecchio e prossimo alla fine del ciclo di vita di un così delicato macchinario. L'ASP di Agrigento avrebbe diritto a 3 acceleratori lineari per la radioterapia, è invece la più penalizzata anche rispetto alla vicina ASP di Caltanissetta. I 3 parlamentari presenti al sit-in dell'area progressista, che già si sono intestate iniziative parlamentari raccogliendo l'SOS dei pazienti oncologici della nostra provincia, promettono altre azioni comuni per chiedere e ottenere che a Agrigento venga rispettato il diritto alla salute e alla cura, vivere l'angoscia di un tumore e aggiungersi il dolore e l'onere di curarsi altrove, hanno detto i parlamentari incontrando i pazienti, è una pena accessoria inammissibile. I parlamentari e i partecipanti al sit-in hanno incrociato e ascoltato le testimonianze di medici e operatori sanitari, anche loro penalizzati da questa situazione, minacciati nella nuova professionalità. Parlamentari e partecipanti al sit-in, in un incontro informale, hanno espresso la loro preoccupazione al direttore sanitario Vincenzo Asaro, al direttore della radioterapia Michele Bono, e entrambi ad auspicare che prima ad Agrigento possa disporre di nuove apparecchiature per la radioterapia, vista che l'unica presente all'ospedale San Giovanni di Dio è da considerarsi prossima alla fine del ciclo, considerando i 10 anni di operatività. L'area progressista di Agrigento su questa emergenza annuncia altre iniziative fino al raggiungimento dell'obiettivo.